Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben arrivato naturalmente come ogni settimana SPI-CGIL del Veneto. Vi presento il nostro interlocutore che è Ugo Giollo, segretario SPI-CGIL Veneto, ben arrivato. Buonasera a tutti. Con il quale tratteremo, insieme a un'importante presenza da remoto, ma c'è, il tema dell'ipoacusia, ovvero la sordità, che è molto frequente in tantissime persone, il 30% degli adolescenti ne è affetto, ma anche e soprattutto le persone anziane. Ha delle ripercussioni molto importanti nelle relazioni, nel decadimento cognitivo, nella stabilità, negli affetti, nella salute in generale della persona, via via che questa naturalmente invecchia. Per parlarne abbiamo il piacere di essere collegati con il professor Domenico Rosario Cuda. Ben arrivato professore. Bentrovati. Buonasera. Che è presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, la SIAF, professore straordinario di otorinolaringoiatria, Università di Parma, direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria, ospedale da Saliceto, Piacenza, e quindi grande esperto di queste tematiche. E insieme al sindacato voi avete fatto anche un approfondimento al riguardo, è vero professore? Abbiamo fatto un approfondimento che toccava appunto questi temi sia clinici sia correlati alle conseguenze dell'ipoacusia su altri piani non prettamente medici, ma anche i temi poi della facilità e dell'equità di accesso alle cure di grande parte della popolazione anziana. Perfetto, la interrompo, ha centrato la questione, è vero segretario? Come nasce questo? Allora, intanto nasce da un'associazione di cui facciamo parte noi CGIL, CISO, UIL e una serie di associazioni che hanno a che fare con la sanità e la salute, che dal 2014 lavora in tutta Italia per rendere in maniera più esplicita quelli che sono i problemi che investono le persone anziane, la popolazione, ma le persone anziane in particolare. Happy aging. Happy aging, esattamente. E in particolare il tema dell'ipoacusia è un tema che noi riteniamo, insomma, sostanzialmente sottovalutato. Sono tantissime le persone anziane. Mi pare, poi casomai lo confermerà il professore, ma oltre i 65 anni siamo a 1 ogni 6, oltre i 70 1 ogni 4, oltre i 75 1 ogni 3 anziani che hanno problemi seri legati al tema della sordità, del non sentire, del non capire. E questo porta con sé una serie di problemi estremamente rilevanti, a cominciare dall'esclusione rispetto alla socialità, ma anche al pericolo di cadute, ma anche a una serie di malattie che sono in qualche maniera aiutate da questo fenomeno. Fino al grande tema anche della guida e delle limitazioni rispetto alla possibilità di uscire di casa. E quindi da questo punto di vista la nostra idea è quello di sollecitare diciamo una conoscenza maggiore su questo tema, fare in modo che non sia visto come uno stigma. Ecco, l'anziano chi ne soffre non se ne deve vergognare. Esatto, l'anziano un po' si vergogna di dire ma non ho capito, ripetimi, cosa posso fare, come posso... E questo è un problema. Facevo un esempio nei giorni scorsi, mentre per quanto riguarda magari la vista diventa automatico se hai un calo della vista andare da un esperto e trovare una soluzione, per quanto riguarda l'ipoacusia invece è un tema ancora sottovalutato e quindi questo è il tema che vorremmo affrontare oggi.
Perfetto. Professore, adesso do a lei la parola perché ne abbiamo visto dei numeri che sono numeri spaventosi di persone che soffrono di questo problema, però io vorrei capire con lei che cos'è questa ipoacusia, perché poi non è una... Ce lo spieghi lei? Grazie. Allora, intanto diciamo che non vi deve essere questa associazione ipoacusia uguale vecchiaia, perché l'ipoacusia è causata da tantissime cause e in realtà ciò che poi sperimentiamo con maggior frequenza nell'età avanzata è in realtà il frutto di tante cose che abbiamo fatto nel corso della vita, quindi anzi probabilmente è una malattia del giovane che poi si accumula in varie fasi della vita e quindi poi nell'età più avanzata paghiamo il prezzo maggiore. Ecco, quindi è un problema di tutela di questo piccolo patrimonio che abbiamo all'interno delle nostre ossa craniche, in particolare nella parte profonda di quest'osso che abbiamo dietro l'orecchio, ecco, in profondità lì, circa un dito all'interno, ben custodito come in una cassaforte ossea molto, molto rigida, molto, molto robusta, vi è la coclea, ossia l'orecchio interno, un organo delicatissimo dove abbiamo, pensate, solo 15.000 cellule, ma di queste tra l'altro solo 3.000 sono quelle veramente rilevanti, ognuna di queste cellule è grande quanto un globulo del sangue e grazie a queste 3.000 cellule noi possiamo sentire, possiamo recepire i suoni, chi ci parla, eccetera. È chiaro che questo è un patrimonio cellulare che purtroppo, ahimè, non si rigenera nel corso della vita, quindi ogni volta che lasciamo per strada 10 cellule per un trauma acustico, per un'infezione virale, per l'uso di un farmaco, eccetera, beh, quella perdita sarà per sempre. Ecco perché nell'età avanzata, sommandosi tutti questi fattori, l'incidenza di questa malattia aumenta in maniera esponenziale, con le cifre che sono state ricordate prima. Ecco, professore, la interrompo solo un secondo. Lei ha detto prima che è un problema che può insorgere già in giovane età e che quindi anche un comportamento di un certo tipo può poi provocare con il tempo questa degenerazione dell'udito, perché ci sono vari tipi di sordità. Certo, qui ci riferiamo naturalmente alle forme cosiddette sensoriali di sordità, che sono delle forme permanenti, quelle che molto frettolosamente, quando alcuni colleghi parlano con i pazienti, dicono è il tuo nervo che non funziona. Ecco, in realtà si tratta proprio di quest'organo interno che è la chiocciola, dove c'è questo sensore neurale delicatissimo. E per esempio, giusto per fare un esempio, i nostri figli, i nostri nipoti in età adolescenziale e anche un po' prima certe volte hanno l'abitudine di ascoltare con le cuffiette ad altissimo volume per ore la musica oppure ad utilizzare dei videogiochi a volumi elevatissimi. Beh, l'esposizione al rumore nei giovani è considerata oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un fattore di rischio incredibilmente frequente, considerando che questi bambini, questi adolescenti avranno poi da vivere auspicabilmente 80 anni, ma chissà, magari anche più di 100 anni e non avranno la possibilità di far rigenerare le cellule danneggiate, quindi addirittura si è anticipata l'età di inizio del danno all'orecchio interno, ma naturalmente poi ci sono tante altre cause, l'attitudine verso alcuni tipi di vaccinazione che può proteggere contro malattie che ledono l'orecchio e così via. Ecco, insomma, la prevenzione della ipoacusia che si sperimenta nell'età avanzata comincia da bambini. Infatti, questo è un concetto ecco, molto importante che dovrebbe essere ricordato ai nostri nipoti e ai nostri figli. assolutamente sì. Ecco, vedevamo prima una grafica che era interessante, parlava di esposizione al rumore come causa e lei infatti ce l'ha illustrato anche molto bene. L'utilizzo di farmaci ototossici. Quali sono, professore, i farmaci ototossici e possono essere in uso per certe patologie con maggior frequenza che in altre? Bisogna fare attenzione?
Beh, se dovessimo guardare quello che c'è scritto sui bugiardini, beh, dei farmaci, potremmo vedere che quasi tutti hanno come effetto magari molto grave la comparsa di acufeni, piccoli difetti uditivi. Ah, è vero. Chiaramente quelli veramente importanti sono poche categorie. Allora, fra tutte mettiamo al primo posto alcuni farmaci antitumorali come il cisplatino. Il cisplatino è straordinariamente efficace, per esempio, nel trattamento di alcune neoplasie in età pediatrica o anche dell'età adulta, e quindi abbiamo tantissime persone che sopravvivono oggi a dei severi tumori in età pediatrica, a dei tumori in età adulta, dei tumori testicolari, per esempio, sopravvivono, guariscono e però poi portano come esito, come esito di questi trattamenti il danno uditivo. Vi sono farmaci antimalarici, farmaci antitubercolari, ma anche antibiotici comuni come l'eritrocina, per esempio. Anche l'aspirina a basse dosi per periodi prolungati, alcuni diuretici possono essere ototossici, quindi a volte anche farmaci di utilizzo molto comune. Caspita. L'altra questione invece è l'altro punto che è molto interessante perché purtroppo a noi riguarda molte persone, ovvero il diabete, l'obesità, fumo di sigaretta, l'ipercolesterolemia e l'ipertensione. Sono coinvolti anche le giovani generazioni ma anche le persone anziane. Questo perché se Sì, tutto uno va a pensare meno che vada a compromettere anche l'udito. È la famosa sindrome metabolica, no? Si tratta di tutte quelle situazioni che poi si traducono in un aumento di metaboliti tossici, cioè di spazzatura tossica delle nostre cellule, che va a colpire, ahimè, le strutture che hanno maggiori necessità metaboliche. Ecco, questo è un concetto che mi piacerebbe che i nostri ascoltatori comprendessero bene. L'orecchio interno in particolare ha delle elevatissime necessità nutrizionali perché lavora sempre, se voi ci pensate bene, anche mentre dormite, il vostro orecchio lavora, ha delle esigenze metaboliche, ha necessità di carburante continuamente, e questo carburante è fornito proprio dal metabolismo, cioè da quello che dalle cose con cui ci alimentiamo, da tutta una serie di meccanismi che hanno a che fare con l'efficienza dell'apparato circolatorio, delle strutture ormonali che governano il metabolismo. Quindi dei disturbi in questi distretti, quindi la classica sindrome metabolica, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione, è associata ad un maggior tasso di insorgenza di difetti uditivi. Ecco, lei ha detto che è un energivoro l'orecchio perché funziona sempre. Assolutamente energivoro, sì. Di quali sostanze avrebbe più bisogno e di quali invece non avrebbe bisogno? Beh, insomma, la sostanza base è quella che alimenta le batterie delle cellule, no? Quindi lo zucchero, quindi il meccanismo di base poi alla fine è sempre quello, però ha bisogno anche di oligoelementi come lo zinco, ma sostanzialmente sono i meccanismi energetici che si producono a partire dallo zucchero, dal glucosio. Perfetto. E invece che cosa... Naturalmente in presenza di ossigeno, altrimenti la batteria non funziona. Quindi anche la respirazione è correlata. Certamente. Per esempio, una delle cause che si cita poco, perché insomma in effetti c'è bisogno anche di ulteriori evidenze, però sembra essere tracciata anche questo aspetto, è quello delle apnee nel sonno. Anche in quel caso i soggetti che hanno l'OSAS, la cosiddetta apnea ostruttiva nel sonno, e che quindi durante il sonno vanno incontro ad episodi di desaturazione di ossigeno, sono associati questi pazienti ad un maggior rischio di sviluppare perdite uditive. Caspita, a me viene in mente poi chi invece fa apnea perché magari va sott'acqua. A noi ci è stato chiesto in un suo precedente, a seguito di un suo precedente intervento, il discorso se persone che soffrono di ipoacusia possono andare sott'acqua o restare senza respirare per lungo tempo, se fa male oppure no. Beh, no, diciamo che se non vi sono dei disturbi della compensazione, ma qui siamo a livello di orecchio medio, si possono fare attività. D'altra parte le attività in apnea, per quanto possa essere prolungata un'apnea, ma non è quello l'evento che causa diciamo, il disturbo metabolico in un soggetto.
Perfetto, allora così abbiamo anche soddisfatto chi ci aveva posto questa domanda. Poi ci sarà un'altra domanda che riguarderà invece un altro problema, che sono gli acufeni molto frequenti, però andremo avanti in questo discorso subito dopo la pubblicità, quindi la prego di restare con noi, voi restate con noi pochi secondi. Allora, siamo sempre supportati dallo CGIL naturalmente e dal professor Cuda, che è esperto tra i massimi esperti a livello nazionale per i problemi di ipoacusia. Professore, le accennavo, uno dei problemi molto frequenti in chi ci segue, ci hanno scritto numerosi, è quello degli acufeni. Disturbano, rendono anche difficile a volte i momenti di silenzio. Sono guaribili, curabili, prevenibili? Cosa sono? Allora, sono l'altra faccia della medaglia dei difetti neurosensoriali di cui abbiamo parlato prima, che colpiscono l'orecchio. L'aspetto più conosciuto naturalmente è quello della ipoacusia, cioè della difficoltà uditiva. L'acufene è un po' particolare come sintomo, perché è vero che si innesca da un danno all'orecchio, ma poi si sviluppa e soprattutto si mantiene a livello cerebrale, dove non arrivano i segnali neurali prodotti dall'orecchio e le strutture cerebrali vanno incontro ad una iperattività, un po' come succede in alcune crisi epilettiche, e questa iperattività è l'equivalente, diciamo così, il correlato dell'acufene. Quindi l'acufene è un fenomeno che si sviluppa nel cervello. Quando anche noi andassimo a sezionare i nervi acustici, però l'acufene persisterebbe, perché si automantiene nelle strutture cerebrali, un po' come capita nel caso della sindrome dell'arto fantasma, dove una persona magari con un arto amputato continua a percepire magari dolore al piede. Ecco, è un disturbo che nella stragrande maggioranza dei casi, devo dire, ecco, quindi si rassicurino gli ascoltatori, perché nella stragrande maggioranza dei casi è un sintomo benigno, ben tollerato, può essere un po' noioso in alcune circostanze. Sfortunatamente però in una piccola percentuale dei pazienti questo sintomo disturba moltissimo la qualità di vita, perché assorbe le nostre energie cognitive, che si vanno a concentrare su questo disturbo, distogliendoci da tutto il resto, e quindi sembriamo più distratti, sembriamo più depressi, dormiamo male, abbiamo questo umore sempre nero. Ecco, è veramente uno di quei sintomi che disturba maggiormente la qualità di vita e che è anche più sottovalutato in genere sia dalla classe medica sia dalle autorità, dai decisori politici che banalizzano a volte questo problema. In realtà oggi noi abbiamo la possibilità di curare gli acufeni. Curare nel senso di riabilitare le strutture cerebrali coinvolte in questo percorso, e c'è una strategia terapeutica soprattutto che è la cosiddetta terapia cognitivo-comportamentale, che è una branca della psicologia che si occupa di fronteggiare, di come gestire i sintomi cronici. Bene, le terapie cognitivo-comportamentali sono efficacissime in caso di acufeni, c'è una solidissima base scientifica, quindi i pazienti devono essere inquadrati da un punto di vista clinico, quindi da un medico, otorinolaringoiatra o audiologo. Deve essere fatta la diagnosi, perché ricordiamo che a volte è necessario fare degli approfondimenti, ci possono essere delle diagnosi anche impegnative dietro. Dopodiché il paziente può essere avviato ad una terapia cognitivo-comportamentale con dei risultati nel lungo periodo molto favorevoli. Chiaro, perfetto. Professore, a fronte di questa situazione abbiamo visto che c'è anche un fattore di ereditarietà, per cui anche con comportamenti corretti, però se c'è un problema di familiarità non se ne esce. Che cosa è bene fare? Cioè le persone, tanti desistono dal risolvere il problema, da utilizzare apparecchi, dall'affrontarlo per una serie di ragioni anche psicologiche. Lei cosa consiglia?
Ecco, questo è probabilmente il tema più complesso, che forse è quello che maggiormente può interessare i nostri ascoltatori. Intanto c'è un tema di consapevolezza del problema, che non è così scontato, perché ricordiamo, e chi ci ascolta lo sa molto bene probabilmente, che l'insorgenza dell'ipoacusia è di solito molto subdola, cioè peggiora, degrada con una estrema lentezza, per cui il paziente si abitua, il soggetto si abitua gradualmente a questo piccolo velo, no? A questa piccola cappa grigia che ci scende addosso, e non si rende conto che il problema non è la moglie che parla male o gli amici che si mangiano le parole o il locale che è troppo chiassoso, ma il problema è proprio il proprio deterioramento sensoriale. Quindi c'è un tema di consapevolezza. Il secondo tema è sicuramente quello che lei ha citato, quello dello stigma, perché ahimè ancora molte persone si vergognano di farsi vedere con un apparecchio acustico, quasi come non si vergognano di utilizzare gli occhiali, che adesso indosso per vedere meglio lo schermo, ma si vergognano di utilizzare un apparecchio acustico. Ecco, questo è sbagliato. Diciamo che ci sono oramai tantissime persone che, come dire, hanno fatto outing, no? Usiamo dei termini mostrandosi in pubblico senza nessuna difficoltà. È molto meglio farsi vedere liberamente, anzi dare enfasi, visibilità al proprio dispositivo e magari non fare delle brutte figure capendo fischi per fiaschi, piuttosto che non far nulla. Ecco, il terzo tema, e qui mi piacerebbe poi sentire la parte sindacale, no? È quello dei costi, però, Sì. perché è vero che non c'è solo la protesi acustica, no? C'è questa specie di cortocircuito, si parla di sordità e si intende immediatamente protesi acustica. Questo, ahimè, è uno dei danni causati dalla pubblicità un po' aggressiva di alcune marche, no? Di alcuni brand che non voglio nominare naturalmente. Ecco, ma l'ipoacusia significa tante cose, è un problema medico. Ogni paziente che ha i sintomi di acufene e ipoacusia dovrebbe essere visto in primis da un medico, che è la figura che ha meno conflitto di interessi possibili e immaginabili rispetto a questo tema. Ora, però quando si rende necessario l'applicazione dell'apparecchio acustico, che è la soluzione in moltissimi casi, insomma, questi hanno un costo esorbitante che è assolutamente fuori dalle logiche. E questo è un tema che va affrontato a livello politico, noi lo facciamo molto spesso, però ci dovrebbe essere davvero un'alleanza molto forte con i pazienti, con i sindacati, con le associazioni mediche, per fare opera di sensibilizzazione con i decisori politici su questo tema enorme dei costi, che precludono di fatto l'accesso alla riabilitazione ad una grande fetta della nostra popolazione fragile, della nostra popolazione anziana. Grazie. Ecco, lei ha dato il là, quindi io do la parola a questo riguardo a lei, segretario, perché come lei ha esordito, e poi richiederò conferma anche al professore, non curare questo problema provoca, acuisce lo stato di isolamento e poi decadimento cognitivo. Decadimento cognitivo la porta anche ad altre patologie molto più gravi, quindi bisogna che le persone possano accedere, come dice il professore, a questi ausili. È evidente che noi partecipiamo a queste iniziative e facciamo anche trasmissioni come quelle di oggi, da un lato appunto per una forma di sensibilizzazione rispetto al tema, ma dall'altro anche esattamente per quello che si diceva adesso, e cioè il decisore politico, nel nostro caso la Regione, ma il livello nazionale, dovrebbero intervenire da questo punto di vista almeno in due versanti. Uno, quello della prevenzione. Noi abbiamo per fortuna nella nostra regione importanti screening che riguardano sia gli uomini che le donne in età, diciamo, dai 65 anni in su. Noi riteniamo che anche questo tema dell'ipoacusia dovrebbe essere un tema che entra dentro questa logica. Dall'altro
il grande tema di come si aiutano le persone rispetto a questo. L'impressione che abbiamo, c'è certamente la questione economica, è evidente, e fa parte in realtà di tutto il grande tema del sottodimensionamento del tema della salute. E dall'altro però anche il fatto che spesso e volentieri, proprio perché la prevenzione è meno attenta e le persone spesso e volentieri magari sono in qualche maniera soggetti semplicemente alla pubblicità e a brand che hanno solo l'interesse a vendere a costi alti questi apparecchi, ma senza un risultato Ecco. all'altezza della questione. Per cui davvero noi porremo il tema alla Regione in termini unitari rispetto a queste tematiche, almeno prevedere delle visite periodiche. Ecco, volevo chiedere al professore, è importante fare delle visite di controllo periodiche via via che gli anni passano, ma che differenza c'è tra l'audiometrista e l'otorinolaringoiatra? Quale dei due deve essere consultato in caso di percezione alterata dei suoni, mancano delle gradazioni e quindi non si capiscono le parole? Beh, allora, intanto ecco una piccola precisazione. L'audiometrista tecnicamente è una figura di laureato che valuta la funzione uditiva e che si trova di solito negli ospedali, nei poliambulatori. Quello a cui si riferisce lei probabilmente è l'audioprotesista. In realtà il professionista che applica, un tempo dicevamo vende, però in realtà non è corretto perché seleziona, applica e personalizza gli apparecchi acustici, naturalmente con anche un fine commerciale oltre che clinico. È assolutamente sbagliato rivolgersi direttamente ad un audioprotesista perché insomma non è propriamente come utilizzare degli occhiali da lettura, no? Che ormai c'è l'abitudine, uno guarda nelle farmacie, negli autogrill, no? Se riesce a leggere le scritte piccole prende gli occhiali da lettura. Io questi personalmente per esempio li ho presi in un autogrill. Ecco, il tema dell'ipoacusia è un tema diverso perché dietro ogni perdita uditiva c'è una storia, abbiamo detto prima, no? C'è la storia che è scritta nella nostra stessa vita. Noi siamo arrivati a quella perdita uditiva per esempio per effetto di una terapia oncologica piuttosto che di una terapia farmacologica, in un altro caso perché abbiamo una patologia ereditaria. Il termine è sempre quello, una perdita uditiva, ma c'è una storia clinica e alcune di queste storie cliniche devono ancora essere seguite e monitorate, quindi non è la scorciatoia di andare direttamente all'audioprotesista, è sbagliatissima. Io mi sono trovato molte volte, ecco, giusto per fare una chiosa su questa osservazione, a vedere dei pazienti che banalmente dopo 10-15 anni di utilizzo di apparecchio acustico potevano risolvere il proprio problema con un intervento di otosclerosi, la sostituzione di un ossicino dell'orecchio medio, cosa che abbiamo fatto, e hanno abbandonato gli apparecchi acustici e sono ritornati a sentire. Sono forme diciamo certamente limitate, non riguardano la maggior parte delle perdite uditive di cui parliamo oggi, però per dire come la stortura della scorciatoia di rivolgersi direttamente agli audioprotesisti può comportare tutta una sequela di problemi. Certo, ecco, c'è anche una slide riassuntiva dove c'è un punto che mi interessa, che è molto interessante, perché si parla di riabilitazione uditiva e comunicativa, cioè riabilitazione dell'ipoacusia, quindi è possibile fare anche una riabilitazione? Ecco, questa slide io la trovo davvero molto interessante perché fa comprendere come l'ipoacusia, al di là delle diagnosi che abbiamo detto che ci possono essere dietro, ma la riabilitazione non è solo la protesi acustica, come purtroppo la pubblicità martellante ha indotto a pensare. Ci sono altri device, ci sono gli impianti cocleari, ci sono le tecnologie per la comunicazione, banalmente ci sono le cuffiette con cui ascoltare la televisione, o ci sono degli auricolari che uno può utilizzare con alcune tecnologie
tecnologie Bluetooth di adesso si possono sentire gli annunci negli aeroporti o nelle stazioni in maniera comodissima, ma ci sono in alcuni casi anche dei percorsi di riabilitazione che fanno i logopedisti, perché ecco, ultimo messaggio veramente importante, non dimentichiamo che nell'età avanzata molte forme di perdita uditiva si associano anche a quella che noi chiamiamo disfunzione retrococleare, per cui anche al di là di una buona correzione con gli apparecchi acustici, i soggetti dicono sì, io sento anche bene la parola, ma non riesco a decrittarla bene. Ecco perché vengono meno alcuni meccanismi di sincronizzazione delle scariche neurali, che sono delle patologie di natura diversa rispetto all'orecchio interno, e questi casi invece possono trarre molto beneficio dalla riabilitazione, dal training uditivo. Perfetto, quindi un suo consiglio a chi ci ascolta, a chi ci sente oppure ha difficoltà a sentirci, quale può essere? Non sottovalutate le difficoltà di ascolto, non crogiolatevi dicendo bah, ma io in fondo me la cavo quasi tutta la giornata nell'ascolto delle altre persone, perché molte volte sì, si riesce a far questo, ma a prezzo di un affaticamento tremendo che a fine giornata non ne potete più, e alla lunga il disturbo cognitivo è dimostrato oramai, spinge lentamente verso l'isolamento, la depressione e verso la menomazione cognitiva. È un fattore di rischio, diciamolo a chiare lettere, è un fattore di rischio indipendente verso la demenza. E chiaramente un piccolo spicchio di questo rischio. Chiaramente se poi si associano altri fattori è chiaro che si aprono delle autostrade verso la progressione verso una demenza. Quindi è una cosa da non sottovalutare. Rivolgetevi per la diagnosi ad un vostro otorino o audiologo medico di fiducia, che se riterrà opportuno vi affiderà ad un bravo professionista audioprotesista, perché ce ne sono di molto bravi, attenzione, Sì. non sono solo commercianti, nella stragrande maggioranza dei casi sono anche bravi professionisti. È la strategia complessiva che non ci piace molto. Va bene, io la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine, grazie al professor Domenico Rosario Cuda, presidente della SIAF, Società Italiana di Audiologia e Foniatria, nonché professore di otorinolaringoiatria all'università e direttore dell'unità operativa sempre di otorinolaringoiatria a Piacenza. Grazie a lei. Grazie anche a lei segretario, abbiamo visto il ruolo importantissimo del sindacato, al volo la slide sulle indicazioni delle sedi da contattare, perché lo SPCGL si prende cura di te e può darti suggerimento migliore per risolvere determinati problemi in tempo. Nel contempo si muove anche il sindacato appunto a livello regionale per cercare di agevolare questi percorsi anche sanitari. Grazie molte. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi telespettatori, ci vediamo prestissimo, buon proseguimento.